E che ci prepariamo di buono oggi? Calzoni al forno, che l'altra volta ho detto pizza fritta ed erano calzoni fritti e al forno. Questa volta sono calzoni al forno, tutti al forno. Ognuno ha il suo ripieno, li ho fatti un po' diversi. Quindi noi li andiamo a preparare mentre noi ce li mangiamo. Andiamo. Per questo impasto farina 0 e farina 00. Ho aggiunto una bustina di lievito secco, raramente la uso, quindi vediamo come va. Non avevo il lievito fresco, i 2 cucchiaini di zucchero, aggiungo l'acqua un po' alla volta e mescolo così. Aggiungo l'olio di oliva e continuo ad impastare. In ultimo aggiungo il sale. Ho tolto i guanti, ragazzi, non mi trovo. E impastiamo. Eccolo qua, l'impasto viene così bello morbido. Un po' di olio, copro e faccio lievitare. E dopo 3 ore di lievitazione, eccolo qua. Ne prendiamo un po' da questo impasto. Fate voi, per la grandezza, è vero, dovete fare sempre a sentimento. Facciamo rotondo così e stendiamo. Che bello morbido questo impasto. Per la farcitura, come dovete fare? Scrivetemelo nei commenti. Ricotta, pepe, salame piccante. Quella che sentite in sottofondo è la friggitrice ad aria, ci sono delle patatine e dei tipo crocchè che faremo un altro ripieno, le ho messe a fare adesso. Qua ci metto un po' di formaggio e un po' di provola, ci potete mettere quello che volete. È un periodo che va così a casa mia. Io sono stanca, però resisto ancora. Il giorno che non mi vedrete più per un po' di tempo è perché Maria non ce l'ha fatta più, quindi si sta riposando un po'. E non dire niente, perché tutto quello che direi potrà essere usato contro di te. Hai capito? Bravo. Ecco qua. Chiudiamo bene. Prendiamo una teglia con carta da forno e li mettiamo su. Io li faccio tutti e torno. Voi non vi muovete che torno subito. Questo qua lo facciamo arrosto di tacchino, che vi sembra un pancarré? Cioè, è solo una mia impressione. Mi sembra un pancarré, invece è arrosto di tacchino. Arrosto di tacchino. Crocchè. Che ci siamo cotteggiati. Crocchè, formaggio sempre a piacere e chiudiamo. So che è venuto un po' più cicciottello. Questo lo facciamo salame, non piccante questa volta. Patatine, che poi ho sulle patatine non ci ho messo il sale. Ci mettiamo anche un crocchè e un po' di formaggio. E chiudiamo così. Un po' d'olio di oliva, accendiamo il forno 180 gradi ventilato o 200 gradi statico ed inforniamo. 20 minuti in forno, voi a 15 minuti dategli un'occhiata e sono pronti. Provate.